Teatro del Monaco, la stagione è salva, meglio, è già al via a fine mese con Le nozze di Figaro. La svolta dopo l'incertezza durata tutta l'estate è arrivata con l'intervento della Regione attraverso il circuito dei teatri veneti, che al momento sono di Venezia e Padova e in futuro prossimo di Treviso. Che in soldoni significa condividere i costi di allestimento delle singole opere per poi mettere in scena non solo nelle proprie strutture ma anche in quelle di altre regioni, un po' come fa già adesso Treviso con Ferrara. Perché non c'è un grande teatro senza una piattaforma che metta insieme produzione e circuitazione, perché sennò i soldi da dove li prendi? Già i soldi, che intanto quest'anno comunque li mette ancora quasi tutti Fondazione Cassamarca, con relativa critica delle opposizioni al sindaco per aver cantato vittoria con le finanze di Caspineda. L'alternativa, vorrei essere molto chiaro, che ad oggi il teatro sarebbe rimasto chiuso. Nonostante i soldi di Fondazione. Fondazione ha accettato di fare un ulteriore sforzo di garantire la programmazione solo a fronte di un progetto serio e definito. Abbiamo messo attorno a un tavolo tutti i protagonisti della cultura locale, quindi Fondazione, amministrazione comunale e Regione Veneto, e abbiamo trovato il percorso corretto per il nostro teatro. A fronte di questo Fondazione ha accettato di garantire un'ulteriore stagione che è transitoria. E allora, oltre che a guardare al futuro di un teatro davvero veneto, magari con l'aggiunta di Verona, Rovigo, Vicenza e Belluno, bisogna guardare ai contenuti e all'offerta. Io dico che il modello è quello di un teatro che fa una squadra regionale che è capace di produrre e di mettere in circuito. Noi andremo a Mosca insieme con un gruppo di imprenditori che decida che Mosca è una piazza economicamente rilevante. Perché la sfida veneta è dimostrare come anche la cultura può essere esportata e può fare economia. Per questo l'ultima domanda è un po' provocatoria. Nel cartellone c'è anche il Don Chisciotte qui a Treviso, si sente un po' Don Chisciotte. Ma ci mancherebbe altro, semmai Sancio Panza.